vincitore? 24 perdenti. I perdenti come li mangia a colazione. Colazione? Forse avrei dovuto fare colazione, ora mi sentirei meglio. No, 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 no. Resta concentrato. Velocità. Sono più che veloce, sono più che rapido. Sono una saetta. I'm American made, but like Chevrolet. My mama taught me wrong from right. I was born in the South. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di Formula 1 2011, ambientati all'interno di questo continente asiatico, pronti per una nuova gara all'interno del Gran Premio della Corea, pronti con 11 giri da affrontare all'interno della nostra monoposto targata Ferrari. Ci ritroviamo all'interno della 17ª posizione, infatti non sono riuscito a stilare un ottimo assetto nonostante le condizioni meteo che sono state favorevoli nel weekend di qualifica e nel weekend delle prove libere, però sono riuscito a stilare un assetto che è ottimo nella velocità massima, ma ovviamente nelle curve, che sono abbastanza intriganti e molto ardue da affrontare, non sono riuscito a effettuare ciò che dovevo. Comunque si spera di ottenere un'ottima prestazione, soprattutto per quanto riguarda la strategia delle gomme, perché visto che montiamo dei pneumatici morbidi e integri al 100%, possiamo avere una sorta di vantaggio contro gli altri avversari che si ritroveranno più o meno con una quantità di integrità delle gomme abbastanza sotto il 70%, e quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Lasciamo la sosta impostata al quinto giro, visto che i nostri pneumatici potranno tenere per un bel po', e vediamo un po' di scendere in pista. Sono incominciati i saldi all'interno di Steam, ragazzi. Vediamo un po' di decorare il canale con numerosi giochi che a breve usciranno. Vorrei prendere Civilization 5 perché mi piace molto come gioco, quindi vorrei provarlo. Cioè ho provato già la demo, però mi piace molto, vorrei effettuare una serie, ma più che una serie vorrei incominciarlo, visto che ho dato già un primo assaggio a Walking Dead, questo gioco in terza persona che risale un po' ai vecchi punta e clicca, però che mi piace abbastanza, mi piace ma non abbastanza. Parleremo appena cominceremo ad andare avanti con la nostra autovettura. Intanto ragazzi, eccoci in 17ª posizione, ecco i semafori che iniziano a farsi sentire ed ecco che inizia il Gran Premio di Corea. 15ª posizione Sutil, Alguersuari, Michael Schumacher davanti a noi, ed ecco che sfreggiamo con un Kers a tutta manetta. Abbiamo abbastanza carburante per spremere la nostra autovettura al massimo, ed ecco che il serpentone comincia ad evolversi, ed ecco che le autovetture continuano a scattare. La Lotus davanti a noi, le due Lotus seguite da una McLaren e Felipe Massa in 7ª posizione. Mamma mia ragazzi, un'ottima partenza, abbiamo recuperato notevoli posizioni, sempre la nostra trazione si fa sentire. Cerchiamo di evitare la scia per prendere molta più aria pulita, perché il motore deve essere tenuto in regola senza essere surriscaldato. Benissimo, Jenson Button, Rosberg, Felipe Massa, Fernando Alonso con i freni e il motore un po' surriscaldato. Attenzione che dobbiamo andare molto forti in questi primi giri per evitare di subire un calo abbastanza elevato all'interno degli ultimi giri. Ok, andiamo, abbiamo 11 giri ancora da affrontare. Questo primo giro ha fatto evolvere il serpentone abbastanza, ed ecco che ci ritroviamo vicino al nostro compagno di squadra Felipe Massa. Jenson Button esce fuori pista e riusciamo a prendere un notevole vantaggio sul nostro avversario, il nostro compagno di squadra. Intanto continua a essere in quarta posizione. Mamma mia, in zona punti entrambi. Una fantastica partenza ragazzi, non so perché in qualifica non riesco a ottenere tempi fantastici, mentre all'interno della gara riesco a ottenere prestazioni davvero magnifiche. Infatti come prova ci sono i gameplay precedenti, soprattutto come quello che è avvenuto all'interno dell'ultima gara, che per adesso non ricordo il nome perché sono molto concentrato con la gara, e commentare, parlare, giocare con la tastiera a Formula 1 2011 a difficoltà leggenda è davvero molto complicato, quindi cerchiamo di fare del nostro meglio. Allora, come vi dicevo ragazzi, ho dato un primo assaggio alla serie di Walking Dead che mi è piaciuto, ma non abbastanza, perché non è il genere che fa per me. Cioè io adoro i punta e clicca come la saga di Monkey Island, la saga di Runway, i Train Runway che per adesso sono in saldo su Steam, già li ho inscatolati, quindi non mi va di acquistarli una seconda volta, quindi Walking Dead non lo continuerò, soprattutto perché mi sta piacendo, però non abbastanza, non è un gioco che mi salta troppo, e vorrei lasciare più spazio ai titoli più caldi, un po' più hot, chiamiamoli così, come per esempio questo nuovo Civilization. Ho visto che l'espansione Goods and King può essere rilevante, e quindi vorrei creare una sorta di campagna interattiva dove posso dare consigli su questa
saga di giochi, su questa, chiamiamola saga, su questa tipologia di game che davvero mi esalta molto. Quindi dare soprattutto, spiegare le nuove funzionalità della nuova espansione, quindi una sorta di gameplay anche recensivo, perché darà delle informazioni su quella nuova espansione e metterò a confronto le differenze con il vecchio Civilization. Magari ci sarà anche qualche dettaglio meccanico aggiunto, non so, qualche cosa andremo a vedere, ragazzi, soprattutto se riuscirò a prenderlo. Dietro di te a un secondo, prova ad aumentare il distacco. Proviamo ad aumentare il distacco, ragazzi. All'interno del termine di questo giro inizieremo a calmare un po' il nostro motore, perché mi sa che sta consumando troppi ottani di benzina, quindi stiamo calmi, dobbiamo risparmiare carburante, quindi abbiamo carburante abbastanza per 10 giri se continuiamo in queste condizioni. Infatti all'interno delle qualifiche, ragazzi, continuavo a girare a queste enormi velocità, infatti stiamo migliorando il tempo, stiamo effettuando il tempo migliore della gara, e sono rimasto fermo all'interno della pista perché mi era finito il carburante, non me ne ero neanche accorto e mi hanno dovuto portare col carro attrezzi. Per una cosa molto strana, quando finisce la benzina all'interno di questo gioco non è possibile essere prelevati col carro attrezzi, ma una cosa anche che mi è... Ora il DRS può essere utilizzato. Bene, un'altra cosa che mi è stata detta, che appunto è vero, poi ci ho riflettuto, che all'interno di Formula 1 2011 non è possibile effettuare un ritiro. Cioè, se delle autovetture qui in questo Formula 1 investono, non ne ho vista mai nessuna che si è ritirata e quindi è uscita fuori pista e non ha continuato più. Speriamo che all'interno del prossimo Formula 1, ragazzi, si riesca ad effettuare questa sorta di realisticità in più. Inoltre quindi porterò avanti i gameplay di Magic, perché ho visto che vi piacciono, perché è anche un gioco strategico su quel campo, è abbastanza figo da vedere, soprattutto all'interno del multiplayer. Avete visto quanto sono intriganti gli avversari, ci stavano mettendo al tappeto, però il nostro Sebulba è riuscito a metterlo al tappeto prima di lui. Comunque quindi continuerò ovviamente i gameplay di Shogun. Adesso che ho iniziato il torneo come indiano mi sto esercitando sempre di più e quindi sto andando davvero molto sulla vecchia via, quindi caricherò dei gameplay sulla vecchia via, che davvero, se viene usata in maniera all'edizione, se viene utilizzata in maniera regolare, è possibile anche distruggere un esercito pieno di fucili. Comunque vedrò innanzitutto di... vediamo un po'. Attenzione a queste curve, ragazzi, devo prenderle. Ops, devo prenderle. Mamma mia, che brutta gara che sto facendo, perché nel momento in cui si parla non si riescono a fare due cose contemporaneamente. Stiamo rallentando il nostro giro di parecchio. Attenzione. Però dai, ancora stiamo tenendo la quinta posizione. Abbiamo come possiamo dire, siamo partiti da una posizione in netto svantaggio, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Per quanto riguarda i prossimi acquisti, ragazzi, che farò, e quindi effettuerò dei gameplay, ho visto intanto il Formula 1 2012 che acquisterò a settembre, il 20 settembre. Vettel ha deciso di fermarsi per una sosta ai box. Vettel ai box. Ecco qua, Vettel ai box, il Formula 1 2012 che acquisterò sicuramente soprattutto il 20 settembre. Inoltre nuovi game che mi hanno appassionato sono stati il nuovo Tomb Raider, che ho visto direttamente su qualche forum, che mi ha appassionato tantissimo, infatti è un gioco che vorrò acquistare. Attenzione all'esterno, Nico Rosberg o Jenson Button, non so precisamente chi sia, ed ecco Fernando Alonso cerca di difendersi in uscita, in frenata riesce a riprenderlo, ed ecco quarta posizione dovuta a una fermata ai box abbastanza breve. Mamma mia. Intanto continua Felipe Massa ad essere in terza posizione, per adesso siamo sul podio, ragazzi, ma con un pit stop in meno, quindi dobbiamo cavarcela abbastanza bene, soprattutto all'interno di questi giri. Il Gran Premio di Corea, ragazzi, è un Gran Premio che odio, soprattutto può essere semplice, perché voi vedete questi notevoli rettilinei, queste curve lunghe che vanno affrontate con marce molto lunghe, però state sicuri che è un Gran Premio molto ma molto difficile, cioè ho trovato davvero molta difficoltà a effettuare numerosi giri senza uscire fuori pista. Cioè preferisco Monte Carlo, che lo conosco benissimo, che questo Gran Premio, perché di solito all'interno del Gran Premio di Formula 1 è più semplice vedere le gare più famose che queste. Infatti è un Gran Premio che non è che ricordavo tanto bene, quindi ho fatto fatica ad adattarmi a questo territorio ostile. Comunque uno dei prossimi acquisti sarà il Formula 1, come ho detto, quello nuovo. Nuovi giochi che mi hanno appassionato, che prenderò sicuramente, saranno il nuovo Tomb Raider, che uscirà mi sembra all'interno della primavera del 2013, e che farò numerosi gameplay da completare una serie intera, perché giocavo ai gameplay ai Tomb Raider precedenti. Comunque questo sarà una svolta dei Tomb Raider, che ho visto numerosi gameplay trailer e mi è piaciuto abbastanza. Comunque ho visto anche il nuovo Resident Evil, scusate, che darà anche i suoi frutti, o almeno si spera. Cercherà di surclassare Operation Raccoon City, che alla fine non è neanche in grado da considerare, non è in grado di essere ritenuto un Resident Evil più
che altro, scusate lo chiamo in questa maniera, però ormai ci sono abituato, è una saga a parte. E quindi oltre a questo acquisto mi piacerebbe anche prendere Far Cry 3, quindi per adesso vedrete più o meno sempre gli stessi giochi, perché pure stesso non è che ci sono titoli molto, gli hot titles chiamati così, in uscita per adesso. Infatti continueremo a bighellonare all'interno di Formula 1 2011, come ben vedete, all'interno di Magic e anche qualche partidina di Shogun, ci sarà tutto, e magari Civilization se ci sarà l'occasione dovuta. Inoltre Far Cry 3, ragazzi, un gioco fantastico che ho avuto modo di giocare all'interno di una piattaforma videoludica, ovvero la PS3, però il capitolo precedente, la storia era abbastanza intrigante, molto ben dettagliata e accurata, però il multiplayer mi ha lasciato molto a desiderare, e così io cercherò di effettuare una sorta di serie sul nuovo Far Cry, che a quanto pare sembra molto più integrante. Ragazzi, un attimo, cerchiamo di fermarci direttamente ai box per evitare di commettere qualche infrazione, soprattutto di carattere meccanico. Vediamo un po' dove sono questi box, perché mai sono entrato ai box, facevo sempre il tasto ESC. Ops! Dove sono questi box? Oddio, ragazzi, ma dove erano? Va bene, ce l'abbiamo fatta. Mamma mia, non ci sono mai entrate box. Questa è la prima volta che entro, comunque con un sacco di meccanici che cercano di farsi fuori per, come possiamo dire, far rientrare le proprie autovetture. Ecco che siamo usciti in sesta posizione. Mamma mia, vediamo un po' che autovetture si ritrovano qua davanti. meccanici Sauber, Toro Rosso. Bene, nona posizione, ce la possiamo cavare abbastanza bene. Sesto giro. Ecco, ragazzi, potete ben vedere che non ho bisogno dei cosi. Acceleriamo o no? Ok. Non sono previste altre soste ai box, cerca di preservare i pneumatici. Bene, cerchiamo di preservare i pneumatici. Come potete ben vedere io non ho bisogno dei cosiddetti vlog, perché all'interno di queste sessioni di gioco molto lunghe e molto spaziose come Formula 1 posso dire tutto quello che ho bisogno, non so, quindi parliamo di Far Cry 3. Far Cry 3 quindi cercherò di prenderlo perché maledizione ho visto che stava per uscire all'interno del mese di settembre a inizio autunno ed ero abbastanza felice, ma poi è stato rinviato a novembre, sempre dell'anno corrente, quindi cercherò di prenderlo all'interno di quel mese, purtroppo. Comunque voglio vedere più come si evolve all'interno delle prossime recensioni, le prossime anteprime, ma darà i suoi frutti, quindi è un titolo che mi appassiona abbastanza. E inoltre ovviamente, ragazzi, come ho detto all'interno di qualche mese fa, la recensione dei titoli presenti alle 3, effettuerò una sorta di gameplay, anzi un gameplay molto accurato, uno dei titoli che mi ha divertito davvero molto, soprattutto all'interno dei primi anni 2000, come SimCity, e infatti è il prossimo titolo che acquisterò all'interno della nuova primavera. SimCity ambientato quindi all'interno di un nuovo ambito videoludico, fantastico, un gioco che aspetto, soprattutto per l'integrazione del multiplayer, ragazzi, l'integrazione del multiplayer fantastica, nella quale verranno messi a confronto più città eccetera. Magari se volete sapere qualche dettaglio in più date un'occhiata alla recensione dei game che si ritrovano ovviamente all'interno della playlist, giochi interessanti. Vediamo un po', tanto ragazzi continuiamo ad andare perché qua ci ritroviamo in nona posizione, non siamo riusciti a beccare, attenzione all'esterno, Jenson Button è uscito appena adesso dal pit stop, non siamo riusciti a beccarlo ed eccolo davanti a noi, ragazzi. Ma mamma mia, questa Ferrari sesta posizione, cioè ci ritroviamo in 17ª posizione, sono meravigliato di questa fantastica autovettura che riesce a fare di tutto. Attenzione all'esterno, Michael Schumacher, l'ex ferrarista, cerca di superare la sua vecchia guardia, ma a quanto pare non ci è riuscito perché il nostro Alonso è abbastanza tosto, soprattutto in questa sorta di difesa, perché in frenata disponiamo dei freni abbastanza grandi, quindi siamo in grado di, come possiamo dire, beccare il nostro avversario. Attenzione, maledizione, ho tagliato una curva, maledizione, andiamo avanti, molto bene, ce la stiamo cavando abbastanza bene comunque, ragazzi. Questa qua possiamo chiamarla una gara più difensiva che offensiva, infatti guardate la nostra prestazione. Button è dietro di te, a un secondo, prova ad aumentare il distacco. Praticamente in questa gara, non essendo molto reattivi in attacco, abbiamo dovuto puntare sulla difesa e quindi con una partenza ottima, visto che ho impostato l'assetto per una trazione fantastica, sono riuscito a guadagnare numerose posizioni per far guadagnare soprattutto al nostro compagno di squadra dei secondi preziosi per guadagnare punti alla scuderia. Ok, continuiamo ad andare avanti, a quanto pare il settimo giro e il serpentone continua ad evolversi dietro di noi con Jenson Button, Alonso e Rosberg che continuano ad alimentare queste tre posizioni a 3 secondi di distacco l'uno dall'altro. Ok, bene, entriamo a sinistra, ottimo.
E come vi dicevo ragazzi, se in un futuro prenderò Civilization, cioè farò dei gameplay su Civilization 5 completa di espansione, sarà più che un gameplay integrato all'interno della campagna vera e propria, perché la campagna è molto lunga, verranno effettuati dei consigli tattici, ma soprattutto verrà analizzato per benino questo nuovo titolo. Allora, continuiamo ragazzi sempre sulla gara, adesso concentriamoci davvero molto, visto che siamo all'8º giro dove abbiamo parlato abbastanza dei prossimi progetti. Vediamo un po', ci ritroviamo al 5º posto con Rosberg davanti a noi con abbastanza... Ops, che cosa ho fatto? No, che ho cliccato una sosta. No, maledizione, voglio impostare il carburante. Ok, miscela normale perché non voglio finire a secco. Benissimo. Rosberg davanti a noi ragazzi, dobbiamo prenderlo immediatamente. Concentriamoci. Questa gara è una gara molto intrigante per le sue chicane. Non tanto per i rettilini, ma soprattutto per le chicane, perché sono delle chicane che vanno affrontate a una velocità minima, ma dopo un rettilineo abbastanza forte. Guardate un po' questa chicane, per esempio. Viene affrontata a una velocità davvero magnifica, e quindi se le sospensioni non sono regolate in maniera ottimale, si possono ottenere dei cali di potenza, soprattutto dei cali in accelerazione nel momento in cui si uscirà dalla curva. Comunque ragazzi, una quinta posizione possiamo ritenerci più che soddisfatti, partendo dalle retrofile, anzi dalla parte retrostante della nostra fila, del nostro grande serpentone. Ma continuiamo a migliorare il nostro tempo, sempre 420 centesimi di secondo in meno fanno comodo, cioè vuol dire che stiamo girando a tempi abbastanza fantastici, visto che il nostro Jenson Button, che detiene un motore McLaren, non riesce a beccarci. Ok, passiamo nuovamente all'interno di questo fantastico... Guardate un po', sembra uno dei porticati che ritrovavamo su Shogun. Attenzione all'esterno, cerca Jenson Button in frenata, dannazione, a beccare dal nostro alettone posteriore. Diamo un'occhiata alle nostre gomme ragazzi, date un'occhiata alle gomme posteriori, anzi posteriori sinistre. Scusate, la gomma posteriore sinistra si ritrova abbastanza impantanata, perché guardate un po', la sua integrità è molto dura. Attenzione all'esterno, Jenson Button cerca di superare Alonso ma non riuscirà mai a farlo. Guardate un po', il suo alettone comincia a sfiorare la parte retrostante del nostro veicolo, ma non riuscirà mai a superarci ragazzi. Abbiamo ancora abbastanza carburante per tirare a lungo. Molto bene, una gara molto combattuta. Questi 9 giri non li ho sentiti completamente, perché la maggior parte dei giri è stata dedicata alla come possiamo dire, ai progetti futuri. Comunque ragazzi, spero che vi sia piaciuto anche il gameplay su League of Legends, quest'altro gameplay che mi è stato consigliato personalmente. È un gioco abbastanza intrigante, è un gioco che può divertire abbastanza, ma soprattutto se si è in compagnia ragazzi. Nel momento in cui si ritrova una qualsiasi persona sola all'interno di quel gioco, non dico che può essere noioso, però a lungo andare può essere davvero seccante giocare in chiamiamolo single player, da soli all'interno di quel contesto dove è necessaria una squadra per riuscire a far fuori numerosi avversari. Allora, 8 secondi e questo Rosberg, mamma mia, chissà che cosa nasconde sotto quel cofano, mamma mia, che può essere che ci ha sabotato il motore questo stronzone. Cioè è 8 secondi davanti a noi, il serpentone ormai si è sfoltito, ritroviamo una prima parte avanti e una seconda parte indietro, come potete ben vedere. Allora, ancora Jenson Button, vediamo a che tempi sta girando, diamo un'occhiatina. 499 centesimi di secondo in meno di noi, il nostro giro è 1,40 e 309, in qualifica riusciva a ottenere anche ottimi tempi, soprattutto aderenti al 1,37 qualcosa, però come vi ricordo stiamo montando dei pneumatici duri. Adesso il nostro Jenson Button lo vedete che è sempre davanti a noi perché è in grado di utilizzare il DRS, quindi si avvicina molto alla nostra autovettura. Ho notato che ho appena impostato, nei box sono riuscito a impostare un cambio molto fluido, molto scalare, che si aggira da un'accelerazione davvero molto corposa a una velocità in rettilineo sostanziosa, cioè che nelle curve molto lente riesco a ottenere una velocità base abbastanza elevata, e nei rettilinei riesco a distinguermi, anche se contro una vela enorme come quella di Button che alza ogni volta che becca un rettilineo è davvero molto dura riprendere il vantaggio. Comunque adesso stiamo girando molto meglio ragazzi, stiamo evitando di effettuare numerosi errori che abbiamo effettuato all'inizio e ce la stiamo cavando abbastanza bene. Il campionato si sta evolvendo in maniera corretta, la nostra Ferrari sta cercando di beccare la McLaren che si ritrova in prima posizione, e cerchiamo all'interno del prossimo Gran Premio di far meglio, perché questo Gran Premio proprio non mi è andato giù, cioè un Gran Premio molto ostile, chiamiamolo così, per la mia autovettura, che è stata sempre fantastica. Questa prestazione può andare bene, però cercavo anche il podio, è come possiamo dire, un
obiettivo molto ambito da questi piloti della Formula 1. Comunque all'interno di Formula 1 2010 una cosa che mi piaceva tantissimo, che all'interno di questi nuovi Formula 1, di questo nuovo Formula 1 non c'è, ovvero attenzione al carburante. No ragazzi, ultimo giro, carburante finito. Felipe è molto più veloce di te, sta guadagnando circa 3 secondi al giro, dobbiamo impostare la miscela a 2 normale, altrimenti rimarremo a secco ragazzi. Allora mettiamoci sulla sinistra, cerchiamo di tenere lontano il nostro Jenson Button, anche se sarà molto dura. Vediamolo un po', ecco dietro di noi, non ci credo che all'ultimo giro ci supera, mamma mia, becchiamo un po' di sporco. Ecco qua che non riesce a superarci, mamma mia. Ah, attenzione, infrenata, eccolo qui, guardate la lettone c'è. Ce l'abbiamo fatta, mamma mia, ma io non capisco perché nella sezione a destra viene indicato carburante più un giro, cioè che il carburante ancora è disponibile nel serbatoio, però vedete in basso a destra la spia che continua a indicarci che il carburante sta finendo. Dovrebbero aggiornare anche i dati sulla destra e così io potrei andare tranquillo. È proprio quello che mi è accaduto in qualifica, sono rimasto praticamente sulla strada, sul bordo delle protezioni, perché mi indicava che ancora carburante era disponibile all'interno del serbatoio. Comunque all'interno dei vecchi Formula 1 era disponibile alla descrizione di ogni giocatore. Ho visto che ogni giocatore, di ogni pilota, ha esordito con i cars ragazzi. La maggior parte dei piloti all'interno di Formula 1 si sono destreggiati con i cars nel loro continente, anzi nella loro nazione, e in seguito poi hanno scalato la classifica delle discipline all'interno di questo sport fantastico che è l'automobilismo. Comunque guardate un po', 835 centesimi di secondo persi, ormai siamo arrivati ragazzi al capolinea, le ultime curve che continuano a destare sospetti alla nostra autovettura che si sta comportando abbastanza bene. Una gara in copertura, una gara difensiva che è stata fondamentale per l'accumulo dei punti necessari per mantenere la nostra testa alta. Ed ecco che è finito anche questo Gran Premio ragazzi, con Alonso in quinta posizione e Felipe Massa credo che si sia girato all'interno dei primi 3 posti. Un Gran Premio soddisfacente con 1.38 e 927 e 12 posizioni guadagnate, davvero un Gran Premio stimabile. Risultato positivo, con questo quinto posto abbiamo 10 punti che sommati a 10 quelli di punti. Massa fanno 25 e quindi come potete vedere la Red Bull è riuscita ad ottenere la prima posizione facendo perdere un po' di punti alla McLaren, che è rimasta dietro il nostro Fernando Alonso guadagnando solo 8 miseri punti. Vediamo un po' la classifica costruttori come sta andando. Per quanto riguarda i piloti ci ritroviamo al 4° posto, mentre per quanto riguarda la classifica costruttori 121 punti, quindi basterà vincere la prossima gara insieme al nostro Felipe Massa in seconda posizione per riuscire a surclassare la McLaren. Comunque ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e le nuove idee vi abbiano soddisfatto e vi abbiano aggiornato sulle nuove intenzioni che ho, ovvero i nuovi acquisti che farò in futuro, e quindi lasciatemi un voto oppure magari un parere per sapere il vostro pensiero in descrizione con un bel commento. Ciao a tutti ragazzi!